roulette ci parlerò di libertà. Allora mi chiamo Domenico Gambini e so che chi sia chi faccia appena di tutto, appena di canto, appena di storiette e chi sono stato insegnante in audiovisivo. La musica ha cominciato a 20 anni e mi occupavo di un gruppo, un piccolo gruppo di sidelli che si chiama E Gardelline e questi sidelli facciamo teatro, facciamo canzoni, eccetera. E abbiamo fatto un disco che è qui, che si chiama E Gardelline in libertà, dove c'erano parecchie canzoni, c'erano dei balli, c'erano storiette, eccetera. E a quell'epoca sono stato contattato per una persona che stava in Britannia e che mi ha detto c'è una canzone che mi piace assai, una posso mica traduce in la mia lingua. E io ho detto il contrario, le canzoni sono fatte per viaggiare. Ed è così che questa canzone che è stata fatta qui in Corsica è stata cantata di noi in Britannia. E poi sono sicuro che se non hai mica avuto questo contatto con i sidelli, perché è con lei che le nascono le canzoni. Se non hai mica avuto questo contatto con i sidelli non avrebbe mica fatto canzoni. Allora, a poco con i sidelli una si sceglie un tema e parecchie volte non so mica questo tempo non devo andare e quest'iccio ha cominciato a lavorare con i sidelli e a poco nasce la canzone. De volte non so mica, dico ma guarda come gli fa. E infatti quando abbiamo fatto la canzone hanno detto strumenti di musica per esempio, abbiamo detto ci sono strumenti di musica, ma questi strumenti di musica sono mica tutti gli stessi, ce n'è chiughi, ce n'è grandi, ce n'è grossi, ce n'è bianchi, ce n'è neri e a poco c'è un sidello che mi ha detto ma allora è come l'uomo e giustamente è perché l'uomo fa più una bella musica, cioè che li esipiano tutti ad uniti, tutti insieme. Allora c'è un altro lavoro che faccio a livello audiovisivo, bagnato Agostino, l'audiovisivo, ho fatto parecchi film e a un momento mi sono accorto che per i sidelli e anche per i maiò c'era quasi mica prodotti in lingua nostrale, non l'audiovisivo. Dunque mi sono lampato prima il documentario in lingua corsa, dopo i film animaleschi per i sidelli e poi una poca di contribuzione con le scuole e nasceva il film come sono nate le canzoni. Discutendo con i sidelli, abbiamo fatto scenario, abbiamo fatto l'infrasata, abbiamo fatto dopo non il terreno tutto ci concerne al cinema in regola generale. Il problema di questi film è che sono film in lingua regionale, dunque non hanno mica passato per di luogo. L'ho già detto che oggi è più facile che non so di fare un sottotitolo o allora di doppiare un film nella lingua di un paese. Non c'è capire, c'è pieno di film americani e tutto il mondo guarda i film americani e francesi. Dunque, molto si può fare per i film americani, si può dire fare per i film in lingua regionale. La sola cosa che posso aiutare è che per me una lingua è una leia tra gente. Dunque, ciò che posso dire in regola generale è che una lingua è una leia fra tutta la gente di un mondo usano. Dunque, il meglio è di serve di queste lingue per fare una leia e mica al contrario per fare che la gente si piano strutti e che la gente, ognuno sia in casa sua. Dunque, c'è una cosa che ha cambiato oggi con l'effetto numerico, è che tutte le lingue oggi c'hanno a essere a poco traduttori facili a mettere in ballo e dunque sarà facile di fare che tale popolo possa comunicare con un altro popolo. Dunque io penso che oggi le lingue, anche se le sono unicamente lingue regionali, potranno andare un mondo sano, o tutto è che lo sappia sto campare insieme in tutti i popoli di un mondo sano. A trimmaligon, din don dar glau, trimmaligon, din don dar glau, e falle io non de, na was bo
Di